Scendere in campo allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena fin dalla prima partita casalinga del prossimo campionato di Serie A. Il club arancione-verde, all'atto di iscrizione, dovrà necessariamente indicare come scelta formare un altro stadio, in attesa di ottenere la deroga, come campo di gioco probabilmente il Mazza di Ferrara, ma l'obiettivo del vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Venezia punta alto ed è ben chiaro. L'obiettivo nostro, di tutta l'amministrazione, è comunque fare in modo che il Venezia Calcio giochi a Venezia. Servono un po' di tempo per cercare di sistemare lo stadio, per poter avere la deroga, quindi ampliare le tribune e fare altri piccoli lavori interni allo stadio, ma l'obiettivo è quello di fare presto e fare in modo che non si giochi neanche una partita fuori casa. Il Venezia Calcio l'abbiamo già incontrato e abbiamo manifestato la nostra massima disponibilità come assessorato, come amministrazione, a collaborare e cercare di fare di tutto affinché i lavori procedano anche in questo periodo estivo e si possa iniziare il campionato con lo stadio Penzo pronto. Sul Penzo rimesso a nuovo per la Serie A, il Venezia è pronto a investire 3 milioni di euro, 100 giorni per fare i lavori che sono già partiti per quanto riguarda l'impianto di illuminazione. L'impianto di illuminazione, che era già oggetto di una convenzione stipulata qualche settimana fa, insomma i lavori sono già partiti e stanno procedendo. Poi bisognerà intervenire sulle tribune per ampliare a 10-12 mila i posti e poi tutta una serie di lavori, ma insomma penso che il lavoro più grande sarà sulle luci e sulle tribune.